7 marzo del 1947 in questa piazza 50.000 siciliani si riunivano per una manifestazione di protesta contro l'aumento dei prezzi. A un mese dalle elezioni del primo Parlamento siciliano, la popolazione venne fatta segno a colpi di fucile dai carabinieri. Morirono innocenti cittadini in questa piazza, caricati al grido di "Avanti Savoia, la Repubblica esisteva già da 8 mesi". Messina ricorda quest'anno il 61esimo anniversario di quella strage, la prima strage della Repubblica Italiana.